questa conferenza. Ecco. E prima di presentarvi la conferenza e il relatore, volevo avvisarvi che la prossima conferenza sarà quella del professor Massimo Nello della Giustina, ecco, che parlerà di Giacomo Anselmi, dottore Autriusca Iuris, un seravallese al servizio dei vescovi di Ceneda. Ecco, un personaggio molto interessante, un po' particolare, e naturalmente, siccome si parla sempre di Serravalle, almeno una volta che si parli di un personaggio che ha avuto a che fare con Ceneda. Ecco, adesso questa conferenza, che deve essere molto interessante, la Valmarino Podestaria Veneziana, ecco, sarà di un altro della Giustina, che questa volta si chiama Massimo. Grazie e buonasera. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, come da titolo, io tratterò in questa relazione circa 100 anni che non sono mai stati diciamo, studiati dagli studiosi maggiori, insomma, complice anche forse la difficoltà nel reperire le fonti locali per questo periodo. Come si può leggere dal titolo, si va dal 1341 al 1436 e sono due date, diciamo, anche importanti. Il 1341 segna sostanzialmente il finale, diciamo, della dominazione caminese in Val Mareno, e il 1436 invece segna l'anno di infeudazione della famiglia Brandolini, originaria di Bagnacavallo, che dominerà sulla Val Mareno come appunto regime feudale fino alla caduta della Repubblica di Venezia. Allora, innanzitutto sappiamo, visto che siamo tutti del posto, vado anche abbastanza veloce, il reggimento della Val Mareno diciamo, confina con a oriente la podestaria di Serravalle e la vicecontea la contea vescovile di Ceneda con la vicecontea di Tarso, a settentrione con il feudo di Mel che era infeudato agli Zorzi, il quartiere del Piave, e a sud le proprietà dei Collalto e la podesteria di Conegliano. Questa è una slide che dimostra sostanzialmente l'assetto amministrativo del reggimento di Val Mareno. Questa invece è per un confronto con le podesterie di Serravalle in azzurro e la contea vescovile di Ceneda in rosso, che sono i nostri colori anche comunali. Questo riassume, queste slide, questa e la prossima, riassumono sostanzialmente le diverse forme di governo che si sono succedute in questo scarso secolo. Vediamo che infatti ci sono innanzitutto i da Camino, che sono i giurisdicenti del posto dall'epoca più antica, dopodiché arriverà Venezia, prima con un sistema feudale tramite la giurisdizione di Marino Falier, che è un personaggio di notevole spessore. Abbiamo poi un reggente di cui vi parlerò dopo, e nel 1356, il 1 gennaio, arriva sostanzialmente il primo podestà, che sarà Giovanni Bondumier. Ma la podesteria avrà tutta una serie di difficoltà anche a mantenersi, perché in questi 100 anni sono travagliati da moltissimi eventi bellici, e vedremo infatti che ci saranno prima il passaggio alla capitaneria durante la guerra veneto-ungherese contro Luigi I d'Ungheria e di Polonia, e abbiamo poi l'occupazione di Leopoldo d'Austria e successiva quella dei Carraresi, il ritorno poi dei da Camino con l'ultimo grande epigono che sarà Ercole II, che fa da sfondo poi anche con sfondo le vicende di Pippo Spano che hanno interessato il Serravalle e il Cenedese in ampio modo, e infine la famiglia Brandolini. Parliamo dei da Camino, e prima di passare a Marino Falier vi parlo un attimo dei da Camino, perché alcuni dati sono stati anche reperiti per questo periodo. Innanzitutto nel 1341, questo è un dato non conosciuto, Ristardo da Camino offre come pegno alla
signoria di Venezia offre la Valmareno a garanzia di un prestito. La Venezia in questo caso non accettò, ma accettò bensì un'altra proposta che fu fatta 8 anni dopo, nel 1349, e nel 1349 Rizzardo offrirà sempre, per la necessità di denaro, offrirà sempre la Valmareno a Venezia. In questo caso Venezia accetta e il 6 luglio 1349 dà il consenso al vescovo di infeudare Marino Falier alle stesse condizioni con cui questo era stato infeudato precedentemente della curia e del castello di Fregona. Marino Falier è un personaggio di enorme spessore, e perché la scelta ricade su Marino Falier? Io credo che oltre al fatto che fosse un abilissimo diplomatico, un abilissimo anche politico, infatti verrà proprio decapitato per motivazioni politiche, conosceva molto bene l'assetto della Marca Trevisana, che è importante ricordare perché è un aspetto che ritornerà spesso. Costituiva in questo periodo analizzato, almeno fino al 1420, costituiva l'estremo lembo settentrionale della Repubblica di Venezia e quindi era la sede di confine. Marino Falier è stato per 2 mandati podestà di Treviso e per un mandato nel 1337 podestà di Serravalle, quindi conosceva bene sostanzialmente le nostre zone. Sprechiamo ancora 2 parole su Marino Falier. Oltre che primo conte della Valmareno, veneziano, diventò anche poi successivamente doge della Repubblica Serenissima e il 17 aprile 1355 venne decapitato per altro tradimento, perché cercò, la faccio molto semplice, scusatemi, cercò di instaurare un regime di tipo signorile nella Repubblica di Venezia, diciamo di Firenze. Tanto è vero che subì anche un processo di damnatio memorie, vennero cancellati tutte le sue effigie, tutte le sue rappresentazioni, e infatti nel 1366 il Consiglio di 10 dispose la cancellazione del suo ritratto dalla Sala del Maggior Consiglio e la frescatura di un drappo nero con il ricordo del fatto che venne decapitato per alto tradimento. Quello che c'è adesso invece è del 1572. Parliamo adesso un attimo della giurisdizione feudale. Innanzitutto, prima di parlare della giurisdizione, diciamo, dei podestà e di quello che è stato fatto, parlerò delle forme di governo che si sono succedute e avvicendate tra i vari momenti della podesteria. Innanzitutto, Marino Falier non risiedeva, come molti giurisdicenti, nella giurisdizione che amministrava. Questo che vedete è la carta numero 4 della cronaca del Caresini, sta alla Marciana, e quello probabilmente è uno dei pochissimi ritratti di Marino Falier, perché la cronaca è del 1350, è una supposizione. Allora, Marino Falier non risiedeva nella giurisdizione che amministrava e affidò sostanzialmente la gestione militare a un capitano, mentre l'amministrazione civile, scusate, era affidata ad un gastaldo. Per quanto riguarda il capitano, sappiamo che nel 1350 fu nominato capitano Biachino della Motta, il quale è da identificarsi con quel Biachino Chinazzo da Oderzo, che fu il padre poi di Daniele Chinazzo, famoso per aver scritto una cronaca molto dettagliata della guerra di Chioggia. Il Chinazzo, che è attestato in Valmareno nel 1343, nel 1351 venne bandito da tutto il territorio del Trevisano e tutti i suoi beni vennero confiscati. Questo perché nel 1351 ci fu l'assalto al castello di Valmareno, o castello di Costa anche, a seconda del periodo in cui ci si vuole riferire, e lui fu accusato di non averlo difeso in maniera molto, molto strenua ed intransigente, e per questo motivo venne sostanzialmente punito in questo modo anche piuttosto importante. Per quanto riguarda il Gastaldo, sappiamo che il Gastaldo è una figura che c'era già in epoca caminese, quindi c'è una certa continuità anche, e risiedeva nel fortilizio di Montalban, che è questa collina qui che si vede poco più a nord dell'attuale piazza Roma. Sì, adesso non si vede praticamente più nulla, e in questa sede c'era un piccolo palazzo, una piccola struttura fortificata dove il Gastaldo aveva l'obbligo di risiedere. Nel 1409 questa struttura risulta in disuso e praticamente crollata.
Per quanto riguarda il mandato del Gastaldo, sappiamo che durava 5 anni, aveva facoltà di amministrare la giustizia, anche se le pene di morte erano riservate esclusivamente al conte. Il Gastaldo aveva diritto, per suo diciamo, contratto, ad ogni reddito e provento della muda e dei dazi, nonché alla metà dei proventi delle condanne, mentre il conte, come sua regalia, aveva diritto a 1000 lire di piccoli ogni anno, che poi saranno anche lo stipendio che resterà per i podestà, aveva diritto a tutte le granaglie coltivate nei possedimenti comitali oppure al denaro ricavato con la vendita di esse, e il reddito, sappiamo, annuale della vendita del grano era grosso modo di 1700 lire di piccoli, che il Gastaldo doveva consegnare in 2 rate al conte, a Pasqua e alla festa della cattedra di San Pietro, cioè il 29 di giugno. Tra l'altro al conte spettavano ancora 100 spalle di maiale ogni gennaio e il fieno per i suoi cavalli nel caso in cui si fosse recato a visitare il territorio. Quindi quest'ultima disposizione dimostra forse più di ogni altra che il conte non risiedeva nella sede che amministrava. Il Gastaldo inoltre aveva, come da contratto, diciamo, aveva l'obbligo di risiedere nel palazzo di Montalban e di provvedere a tutti i lavori di manutenzione della struttura. Nel 1355, ad aprile, il 17 di aprile, Marino Falier viene decapitato e abbiamo, questo è il panno nero che vi dicevo prima, non è quello originale del 1366 ma è stato rifatto nel 1572, cambiando anche leggermente la scritta, sta nella sala del Maggior Consiglio, e abbiamo poi questo documento che testimonia come tra la decapitazione di Marin Faliero e l'arrivo del primo podestà a gennaio del 1356 ci sia questo Giacomo Moroelli da Lucca, che è segnato come conte della Valmareno. Qui è scritto Mordefi, però io ho controllato sulle fonti diciamo friulane, sul Candler, ed è sempre segnalato anche in altri registri del Senato, nel registro 27, come Jacopo Moroelli. Ed è sempre lui perché è sempre segnalato come magistri occuri patriarcalis. E quindi diventa sostanzialmente reggente fino al dicembre del 1355, quando vedremo ci sarà la nomina e l'istituzione della podestaria. Prima di parlarvi degli eventi della podesteria, ricordiamo un attimo questa breve parentesi che si è avuta durante gli eventi della guerra scusate, mi sbaglio ogni volta, della guerra veneto-ungherese del 1356-1358-1360, capeggiata appunto da Luigi I d'Ungheria. Allora, nel 1358, con parte appunto del 19 maggio, il Senato pose a capo della Valmareno un capitano e quindi si passa da un'amministrazione di tipo feudale, se vogliamo, a un'amministrazione di tipo invece militare in questo caso. Quindi a capo del reggimento era sostanzialmente un ufficiale. Il capitano aveva diversi doveri e competenze e che sono ben descritte in questa parte. Aveva uno stipendio di 12 ducati d'oro mensili, quindi ben più alto rispetto anche a quanto aspettava il conte, se vogliamo, e tra l'altro con questi ducati d'oro doveva provvedere sia al suo mantenimento sia alle spese del mantenimento di 2 servitori che si richiedeva espressamente che fossero abili nel maneggio delle armi. Inoltre doveva provvedere al mantenimento di un notaio, ma non ad un suo salario, e doveva occuparsi anche del mantenimento del proprio cavallo, che era un po' insomma l'auto blu dell'epoca. Inoltre il capitano aveva giurisdizione non solo militare ma anche civile. Tutte le cause civili non superiori ai 10 lire di piccoli spettavano al capitano della Valmareno. Tutte le cause criminali o tutte le cause civili superiori alla somma che abbiamo appena ricordato erano però, e questo è importante, erano avvocate al podestà di Serravalle. Quindi si può vedere come Serravalle fosse, è una supposizione, fosse il centro di riferimento amministrativo e in parte anche militare del territorio prealpino, insomma, della Repubblica di Venezia, che all'epoca, ricordiamo, passava il confine perché era il limite estremo settentrionale, mentre la Valmareno era visto esclusivamente come un territorio di competenza militare e di importanza, appunto, se vogliamo, forse secondaria a Serravalle. Altra cosa importante,
20 giorni dopo, nel 9 giugno del 358, scusate se sono elencativo, ma lo spoglio archivistico è così, anche perché il fatto di voler fare queste relazioni, come ho già fatto in passato, è per fornire nuovi dati e dare un nuovo impulso anche agli studi con nuove fonti nel nostro territorio. Il 9 giugno 358 il Senato ampliò giustamente i poteri del capitano, dandogli facoltà anche di giudicare sulle cause criminali. Però fino sempre alle 10 lire di piccoli, e in quel caso per fatti superiori la competenza restava sempre del podestà di Serravalle. Il primo e unico capitano di cui conosciamo il nome è Paolo Zorzi, che venne nominato proprio con la parte del 19 maggio 358. Nel 360, nel luglio del 1360, il Senato ordinò di mettere all'incanto la cosiddetta Gastaldia, stranamente, della Valmareno. All'incanto significa praticamente che la carica veniva messa all'asta e il maggior offerente si prendeva la carica di giurisdicente del territorio. L'affitto aveva una durata di 3 anni ed è anche per questo che abbiamo solo un capitano nominato in tutte le parti del Senato. L'asta andò deserta e nel gennaio del 361 venne ripristinata la carica podestarile. Passiamo adesso un attimo all'ultimo grande cambio di governo. E qui abbiamo anche il ritorno poi della famiglia primigenia, se vogliamo, con Ercole da Camino, che teneva il feudo della Valmareno per il Sacro Romano Impero. Sappiamo che Ercole, che tenne anche una politica, se vogliamo, piuttosto ambigua, era capitano appunto imperiale della Valmareno. L'impero arrivò nei nostri territori, sappiamo, grazie al condottiero Pippo Spano, il Filippo degli Scolari, fiorentino, il quale conquistò e sbaragliò gli eserciti veneziani, conquistando anche poi tutti grossi centri anche del Cenedese, Oderzo, Porto Buffolè, Feltre, Belluno, eccetera, Serravalle e anche la Valmareno. Ercole da Camino tenne una politica abbastanza ambigua e sappiamo che nel settembre del 1411 mandò un'ambasceria nella persona di Schinella di Collalto, quindi un grosso ambasciatore, dove offrì sostanzialmente alla Serenissima il suo aiuto per il recupero di Serravalle. Recuperando Serravalle, però, se Serravalle fosse stata recuperata, egli chiedeva come clausola di venire investito e riconosciuto quindi nella giurisdizione della Valmareno, quindi la riconferma della sua carica da parte della Repubblica Veneziana. Il Senato ovviamente accettò e la stessa mossa venne fatta nel 1419 sempre da Ercole, e in questo caso Venezia permise a Ercole di essere sì investito della Valmareno, ma anche che questo diritto si potesse estendere a tutti i suoi discendenti maschi. Fatto sta che però, terminata la guerra nel 1420, questa clausola venne tolta e Venezia impose che alla morte di Ercole da Camino, che è considerato l'ultimo caminese, vero e proprio, insomma, alla sua morte il territorio della Valmareno ritornasse in seno alla Serenissima e che non andasse più ai suoi eredi. Ercole da Camino non ebbe eredi, però nel tentativo di ritrovare il suo testamento, che sto ancora cercando perché mi piacerebbe molto studiarlo, ho trovato un documento sconosciuto, un diploma imperiale di Sigismondo di Lussemburgo, datato 19 giugno 1413 e dato a Trento. Il documento in sé non è interessante, nel senso che è una riconferma a Ercole e a suo fratello, che si chiama Busardo, di cui non sappiamo assolutamente nulla, del castello di Costa, quindi della Valmareno, e di Fregona. Di questo fratello l'unica cosa che possiamo dire è che potrebbe essere la latinizzazione di un nome, probabilmente, perché abbiamo solo il gesto in latino, ma non si può dire altrimenti. Possiamo avanzare l'ipotesi che, essendo nominato per secondo e conoscendo poi gli usi delle cancellerie dell'epoca, potesse essere un fratello minore, ma di questo non si ha più altra documentazione. Vediamo insomma un po' cosa hanno fatto questi podestà. Innanzitutto il primo podestà, ricordiamo, fu Giovanni Bondomier, arrivò il 1 gennaio del 1356 e la carica, come abbiamo visto, fu interrotta diverse volte.
Il salario annuale del podestà era di 1000 lire di piccoli, così come stabilito dal Consiglio di 10, il quale era a carico della comunità. Inoltre sappiamo che la comunità doveva provvedere anche al pagamento di 8 soldati deputati alla Guardia del Castello. Il fatto che la comunità sia così vessata, vedremo, rientrerà poi anche in altre parti del Senato che ho trattato nella sezione, diciamo, amministrativa di questo studio. Questa delibera è importante per un altro motivo, al di là della definizione della carica del podestà, che insomma ricalca un po' quello che si può trovare anche per altre podesterie. È importante una cosa, nel senso che in questa parte si dice che il podestà della Valmareno deve dare ragione a ministri della giustizia tra gli uomini della valle, sia nelle cause civili che criminali, secondo quanto stabilito dagli statuti e dalle consuetudini della stessa. Quindi abbiamo finalmente un termine temporale per datare gli statuti della Valmareno, che erano sinora databili genericamente tra un 1340 e un 1360. Faccio notare una cosa, che si potrebbe restringere ancora di più il termine di stesura degli statuti, perché nell'atto di investitura del Gastaldo Enrico della Valmareno precedente di 3 anni, 1352, si fa riferimento solo al diritto consuetudinario. Infatti il Gastaldo dovrà amministrare la giustizia iuribus et consuetudinis dicte vallis. Non si fa menzione degli statuti, come invece si farà 3 anni successivamente, 3 anni dopo. Quindi probabilmente gli statuti sono stati scritti tra il 1352 e il 1355. Inoltre in questa delibera si attesta che questi 8 soldati di cui la comunità doveva farsi carico, 6 stiano di guardia in castello, mentre altri 2 potevano risiedere al di fuori, soprattutto per le esazioni della mura. Inoltre il notaio del podestà era l'unico in tutto il reggimento che potesse erogare sentenze criminali, mentre tutti gli altri notai del reggimento potevano solo stendere atti civili. La comunità però, visto anche tutte le spese che doveva sostenere, poteva godere d'ora in avanti, questo è anche un modo per ringraziarsi quindi la popolazione, giustamente, poteva godere d'ora in avanti del ricavato di tutte le condanne e del dazio del vino a spina. Bene, nelle fonti centrali sappiamo che essendo delle fonti centrali si occupano soprattutto di dati di tipo amministrativo, come abbiamo visto, abbastanza anche un po' noiosi se volete, ma tant'è, e diversi sono i dati che interessano il castello, la gestione militare e poi anche l'amministrazione socio-politica e economica della regione. Questo è il castello della Valmareno o castello di Costa. La prima volta che viene menzionato nelle parti del Senato è del 1341, ma il castello è decisamente più antico. Sappiamo che in antico veniva definito castello di Costa, castrum coste, perché è costruito su questa costa rocciosa, ed è menzionato la prima volta nel 1198. Però, essendo già menzionate a quell'epoca diverse strutture del castello, probabilmente la costruzione è da far risalire almeno qualche decennio prima. Tra le fortificazioni che la Valmareno presenta, che presenta delle fortificazioni sparse e non continue come Serravalle, visto che poi le fortificazioni seguono l'orografia del terreno, abbiamo il fortilizio di Montalban che abbiamo appena ricordato, ma ancora più in antico, mi piace sempre ricordarlo, abbiamo la fortificazione del Castellazzo, che è poco più a nord rispetto al castello attuale di Valmareno, e risale probabilmente alla prima metà del VI secolo d.C., in quanto sono state ritrovate in loco delle monete di re ostrogoti, in particolar modo, per chi si interessa di numismatica, delle siliquie di Teodato e di Vitige, quindi siamo tra il 536 e il 560. Il castello nel secolo XIII è forse anche il segno di una certa prosperità economica della regione. Io faccio solo un'introduzione perché sono anche appassionato di castelli, scusatemi. E nel secolo XIII sono attestate per la prima volta diverse strutture che indicano una certa prosperità economica, vale a dire la chiesa di San Martino, che è questa che si vede giù in fondo qui,
che è citata nel 1224, abbiamo il Palazzo Comitale citato nel 1247, la loggia e il magazzino sulla fine del 200. Quindi si ha un passaggio da una residenza di tipo militare, dedicato quindi sostanzialmente a un controllo del territorio, anche a una residenza, se vogliamo, di tipo signorile per una certa stabilità del signore. Il castello, come lo vediamo così oggi, e come è stato anche recuperato recentemente, cambiandogli nome, non è più quello a cui si riferiscono, che si potevano riferire i caminesi, né tantomeno quello che troviamo nelle parti del Senato. Questo perché? Perché nel secolo XVI i Brandolini decisero di costruire un nuovo palazzo comitale abbattendo diversi corpi di fabbrica. Ci furono poi nel 1700 i lavori di un altro architetto che era Ottavio Scotti, e ancora più dannosi sono stati l'incendio del 1872 seguito da un terremoto l'anno dopo e poi gli eventi bellici della prima e della seconda guerra mondiale. Tra l'altro dopo la seconda guerra mondiale la proprietà era dei Salesiani ed era praticamente semi abbandonato. Per quanto riguarda le strutture che possiamo trovare nelle parti del Senato, io cito solo quelle principali che insomma mi hanno anche un po' colpito. Devo dire che rispetto ad altri castelli come Porto Buffolè, Mota, la stessa Serravalle, le citazioni per il castello di Valmarino sono veramente scarse. Allora, nel 1377 ad esempio abbiamo l'attestazione di una cisterna magna all'interno del castello, quindi significa che ce n'era almeno una parva anche, e questa cisterna era profonda, scusatemi, 16 piedi d'acqua, quindi circa 5 metri e mezzo. I lavori erano a carico della comunità, quindi siamo sempre in un regime di regalie, di prestazioni forzate, di corvée, come volete chiamarle, la quale comunità doveva provvedere non solo la manodopera ma anche la creta da portare per la ristrutturazione della cisterna. Nel 1391 è la prima attestazione delle ubertesche, che sono delle strutture che si aggettano dalle mura o dalle strutture principali, soprattutto messe verso l'ingresso, e che servivano per la difesa piombante, quindi venivano lanciate grosse pietre, oppure per avvantaggiare i balestrieri nel tiro. Nello stesso anno abbiamo anche la menzione di un'unica torre campanaria, che non si sa dove fosse ubicata, le parti sono abbastanza vaghe, che probabilmente era un battifreddo, quindi una torre appunto campanaria a scopo però di richiamo, di adunata dei soldati o per l'allarme delle truppe. Una cosa che mi piace ricordare è quello che abbiamo nel 1356. Nel 1356 abbiamo la prima attestazione, nelle parti del Senato sempre, del Palazzo del Podestà e di tutti i lavori poi che lo hanno interessato, che sono numerosissimi. Una cosa particolare è che sappiamo che nel 1392 il Podestà Francesco Contarini sarà autorizzato, e mi piace perché è una notizia piuttosto rara di solito questa, sarà autorizzato dal Senato veneziano a spendere una certa somma per costruire immobili atti a contenere l'archivio del reggimento. Quindi l'archivio dei rettori stava nel Palazzo del Podestà e quindi possiamo dire in maniera un po' forse anche spinta che l'archivio privato dei Brandolini attualmente probabilmente contiene parte di quello che è rimasto dell'archivio del reggimento, forse. Io non ho avuto modo di vederlo nonostante abbia insistito parecchio e questo mi è dispiaciuto anche. Inoltre, altra cosa importante, sempre nel 1356 abbiamo il fatto che Venezia impone che i tetti vengano rifatti in coppi, ma ancora nei 50 anni successivi sono ancora in scandole. Sempre nella stessa parte abbiamo l'attestazione del primo magazzino che era addossato alle mura e che conteneva grano, formaggio, farina, carni salate e vino. La caserma è attestata nel 1363 e era per lo più per i balestrieri. Il comandante dei balestrieri viveva però in un alloggio staccato dalla caserma. Nel 1428 sono nominate le prigioni. Vi prego di scusare l'elenco, ma tant'è. Passiamo un attimo adesso alla gestione militare del territorio, che era affidata a tre grossi gruppi, diciamo, balestrieri, cavalieri e fanti. Stranamente, in questi 80 anni abbondanti di storia, non sono state trovate uso di armi da fuoco in Valmareno. Mentre sappiamo che già nel 1405 Serravalle aveva delle bombarde e nel 1358 i fabbri serravallesi producevano degli schioppi. Stranamente a Valmareno non sono note per il momento uso di armi da fuoco in questo periodo.
Nel 1356 sappiamo Luigi d'Ungheria occupa la Val Mareno e il Senato punisce il capitano dell'epoca, che è Franceschino Canal, e pure il suo segretario. Non ho capito per quale motivo. Franceschino da Canal viene bandito da tutti i pubblici uffici e multato di 200 lire di piccoli, che era il capitano militare dell'epoca. Il suo scriba invece viene punito a 1 anno di carcere e al bando perpetuo da Treviso e dalla Trevisana. Dopo la stipula della pace di Zara nel 1360 abbiamo la riorganizzazione anche dell'assetto militare del territorio e abbiamo purtroppo notizie solo per il castello. Nel castello dovevano restare 10 soldati comandati esclusivamente da un capitano assolutamente veneto. I soldati ricevevano uno stipendio di 8 lire, similmente a quelli di Treviso, e questo è significativo il fatto che quelli di Serravalle venissero pagati 4 volte di più, quindi c'era una certa discrasia importante. Il capitano riceveva 16 lire di piccoli, che erano ovviamente tutti a carico della comunità. La comunità inoltre doveva mantenere anche 20 cavalieri che servivano per pattugliare, insomma, in maniera piuttosto rapida la zona, che abbiamo visto anche abbastanza estesa, ridotti a 18 nel 1363. La data del 1363 è molto importante. Perché? Perché ricominciano ad esserci certi attriti tra Venezia e Francesco da Carrara, e nel 1363 quindi c'è un certo riarmo anche, soprattutto delle zone prealpine. Sappiamo che Venezia chiede un censimento degli armati, e per quanto riguarda la Val Mareno, il 22 giugno il podestà della Val Mareno risponde che in Val Mareno sono presenti 85 uomini d'arme e 255 della milizia territoriale, quindi delle Cernide, quindi capifamiglia, uomini che venivano armati al bisogno, sostanzialmente reclutati al bisogno. I balestrieri non sono praticamente in numero significativo, raggiungono un massimo di 20 nel 1389 e poi sono ridotti solo a 8 nel 1406 e non se ne trova più notizia. E questo è anche interessante anche questo. Non mancano però per la gestione militare disposizioni per la vedetta di Tovena, che sappiamo essere al centro anche di diverse dispute. E qui ho segnalato la sua presenza, ho segnalato anche la sede del Monte Castellazzo, e vorrei ricordare che la vedetta di Tovena è stata, soprattutto in diversi studi di metà Novecento, è stata definita probabilmente di fondazione bizantina, anche perché c'è una notizia di monete greche ritrovate sul sentiero che nessuno ha mai visto, e quindi si supponeva che fosse di fondazione bizantina. In realtà, come posso dimostrare con un documento, la torre fu fondata sicuramente durante l'occupazione carrarese del territorio. Questa è la torre come si presentava un anno e mezzo fa, grosso modo, e questo è il documento di cui vi parlavo, è la parte originale del Senato conservata presso l'Archivio di Stato di Venezia. La parte sottolineata, che potete leggere in rosso, dice espressamente che la torre fu costruita da Francesco da Carrara per evitare i contrabbandi e per esigere una muda. Quindi almeno sostanzialmente la fondazione è da far risalire a quel periodo. E, tra l'altro, dice questa parte, nelle parti successive, dice che la spesa totale riservata a quella torre era di 16 lire, indipendentemente da quanti uomini prestassero custodia a quella torre. Nel 1396 sappiamo che erano solo 2 le guardie deputate al controllo della torre di Tovena e che montavano servizio esclusivamente di notte. Vennero poi eliminate l'anno successivo perché definita una spesa superflua, che però poteva essere ripristinata in caso di guerra o di altri eventi bellici. La torre, e questo mi piace ricordarlo, è ricordato nell'elenco stilato da Pippo Spano, che lui invia al re d'Ungheria nel 1412. Questo elenco, tra l'altro, è anche abbastanza curioso dal punto di vista linguistico, perché abbiamo diverse storpiature dei termini, e quindi probabilmente non l'ha steso lui, che era fiorentino, ma l'ha steso un suo sottufficiale, un ufficiale di altra lingua probabilmente, e la torre di Tovena viene definita Castrum San Bolz e il castello di Val Mareno Castrum Vallis Maximini, quindi abbiamo anche una distorsione piuttosto importante. Sul fatto che ci sia l'addizione di Castrum è importante fare un confronto con quanto cita riguardo a Serravalle,
dove dice di aver conquistato il Castrum Sancti Floriani, che quindi è ovviamente la torre di San Floriano, e quindi in questo caso abbiamo un'accezione dell'uso del termine castrum molto generico, che indica esclusivamente una struttura più o meno grande, più o meno importante, più o meno significativa, ad uso comunque militare. Quindi il Castrum San Volt, col parallelismo di San Floriano, rientra probabilmente nella vedetta di Trovere. Di questa torre non si hanno altre più notizie dal 1420, si perdono completamente le tracce. Parliamo adesso forse di una cosa un po' più frizzante, che sono gli aspetti amministrativi e sociali che sono risultati dalla ricerca. Innanzitutto il dato, diciamo, che compare come sempre presente nelle parti del Senato è la magnam pauperitatem, la grande povertà della comunità di Valmareno. Ad esempio nel 1356, siamo in periodo di guerra, il Senato dice: in dicta guerra perdiderunt omnia que habebant, cioè la comunità ha perso tutto ciò che, la popolazione perse tutto ciò che aveva, e per questo motivo il Senato li esonera dal pagamento delle spese per i viveri dei soldati. Vedremo che il Senato cercherà di incentivare l'economia e anche il benessere della popolazione, talvolta anche purtroppo non riuscendoci. Nel 1363, qualche anno più tardi, ridurrà, appunto per favorire l'economia della zona, ridurrà il numero dei cavalieri mantenuti a spese della comunità, ma queste in quell'anno manderanno 2 ambasciatori al Senato per chiedere di essere defalcati di 1600 lire, che era la spesa totale e il debito che avevano accumulato in quegli anni per il pagamento appunto dei soldati e per i pagamenti dell'amministrazione, cosa che il Senato defalcò completamente. Poco prima dell'arrivo di Pippo Spano, nel 1409, il Senato recepì questa situazione di grave disagio e deliberò in favore della comunità di Valmareno alcuni capitoli e quindi alcune leggi nel tentativo di risollevare l'economia. Cosa importante è proprio come la comunità viene definita. Mi piace citarlo perché è importante secondo me. E la parte dice: il distretto si ritrova depopolato completamente e le poche famiglie rimaste sono emigrate. Quindi il distretto era spopolato e poverissimo. Questo ha un importante risvolto dal punto di vista economico, oltre che essere degradante dal punto di vista morale ovviamente per chi viveva, ma ha un altro risvolto, nel senso che molti terreni restavano incolti e ad essere incolti erano per lo più i terreni di diritto della signoria, sui quali la signoria percepiva un affitto e che quindi non arrivavano più al pubblico erario. Inoltre i pochi che erano rimasti in Valmareno si videro innalzati la quota pro capite in maniera eccessiva e quindi non riuscivano in alcun modo a pagare per il mantenimento e dei soldati e dell'amministrazione. Quindi il Senato recepì questa situazione e con una mossa anche di una certa modernità, se vogliamo, cancellò un intricato sistema di pagamento e di vendite dei beni agricoli, in particolar modo perché la parte pare riferita sostanzialmente ai cosiddetti, quelli che chiameremo oggi impiegati del primo settore, stabilendo che potessero vendere tutti i loro prodotti, i loro commestibilia di città, ovunque avessero voluto e per qualsiasi somma. Quindi tolse il divieto per questi abitanti della Valmareno di vendere esclusivamente i loro prodotti a Cison in 2 giornate della settimana e per un valore massimo di 10 lire di piccoli. In questo modo si favoriva anche una certa economia di mercato interno, eccetera. Altra cosa che ovviamente va a braccetto con la povertà sono anche i diversi atti di violenza e di sopraffazione che spesso succedono. Io ne ho trovato solo uno, ma non credo che sia stato un caso isolato. È il caso di Giovanni da Vanzago, che era un valmarenese, passatemi il termine, non so se si possa dire, il quale fu bandito dalla Valmareno e emigrò a Feltre e poi a Belluno, dove letteralmente si imbrancò con altri banditi, cioè caduti in pena di banno come lui, e ritornato in Valmareno nel 1402 commise abominabilia delicta, cioè commise dei delitti abominevoli. Cito dalla parte, minacciò anche di dare fuoco alle case nelle quali gli abitanti si erano asserragliati per la paura. Il Senato, che non poteva tollerare una simile violenza nei suoi territori, mise una taglia di 200 lire sulla testa di questo Giovanni da Vanzago
Purtroppo non sappiamo come andò a finire la cosa, perché i documenti non ne parlano ulteriormente. Ah sì, scusate. Prima di passare di concludere, vorrei ricordarvi il fatto anche che comunque la comunità sì, non solo era costretta a pagare, ma aveva anche dei suoi introiti propri, che abbiamo già ricordato. Innanzitutto tutti i proventi delle condanne e di quasi tutti i dazi, quasi tutti. In particolar modo il dazio del vino era un dazio estremamente redditivo. Il dazio però della muda di Tovena, che probabilmente era quello più remunerativo, era di diritto esclusivo della dominante. Nel 1435, questa parte è anche piuttosto importante, c'è sostanzialmente un nuovo incanto della Valmareno, quindi il Senato cerca nuovamente qualcuno che voglia diventare giurisdicente di questo territorio, il che significa che era un territorio anche che non rendeva molto. Infatti il dazio totale era di 1500 lire, l'introito totale dei dazi, che è praticamente credo un quarto di quello di Serravalle, di cui di queste 1500 lire 700 dovevano andare al podestà come stipendio. Nell'incanto della Valmareno è da notare bene che nei capitoli, diciamo, di incanto sono esclusi tassativamente, e che quindi restano di proprietà della veneta signoria, i dazi del boccatico, o cosiddetto anche testatico, che è praticamente un'imposta personale a seconda della fisicità delle persone, il dazio dell'imbottatura, quindi del vino in botte, e soprattutto il dazio del sale, che restavano solo appannaggio della dominante, e quindi erano i dazi più redditizi. Visto che stiamo parlando di dazi, di commerci e di materie prime alimentari, mi piace sempre ricordare una parte che io cito continuamente, forse sono noioso, che è una parte del Senato del 1340, che quindi siamo sul finire dell'epoca caminese, che dimostra come per Valmareno passasse un certo quantitativo di contrabbando, in particolar modo di sale, olio e formaggio, che proveniva dal Friuli. Il podestà di Serravalle ci informa che i contrabbandieri seguivano due vie principali, una che da Polcenigo verso l'Alpago e il Bellunese, e l'altra che da Sacile si sdoppiava passando per Fregone e Cordignano, per poi riunirsi a Treviso, passando però per Ceneda, Corbanese e la Valmareno. Voglio farvi notare una cosa che è estremamente importante per capire anche il fenomeno poi del contrabbando. Al di là di Ceneda, che è una giurisdizione separata e tale resterà fino al 1768 con la caduta del potere temporale vescovile, a quell'epoca, 1340, nel 1340 Fregona, Cordignano e la Valmareno erano infeudate ai caminesi di sotto, quindi erano giurisdizioni separate, e quindi significa che il controllo veneziano nel luogo era gioco-forza meno intenso, anche perché c'era sempre la paura di ledere sostanzialmente i diritti del giurisdicente, e questo significa che i contrabbandieri si muovevano in queste aree perché erano sottoposti a minor controllo da parte dello Stato veneziano. Per quanto riguarda le vendite e gli incanti della Valmareno, sto per concludere, abbiamo che il caso del 1435 che abbiamo appena citato non è stato l'unico caso di incanto. Una vera e propria vendita si avrà a seguito, molto prima, qualche anno prima, circa una cinquantina d'anni prima, a seguito degli eventi della guerra di Chioggia. La guerra di Chioggia, che fu una guerra devastante per la signoria veneziana, si tenne tra il 1378 e il 1381 contro appunto l'esercito veneziano e Leopoldo d'Austria, che era a capo di una grande coalizione. Leopoldo d'Austria riuscì anche a conquistare la Valmareno, e visto che probabilmente era un territorio che non gli interessava molto, la mise in vendita, letteralmente la mise proprio in vendita. Si offrì di comprarla in un bellunese, mi pare che fosse bellunese, non ne sono perfettamente sicuro, ma mi pare che fosse bellunese, che si chiamava Giacomo Spiritello, e si offrì di comprarla per 32.000 lire di piccoli. Però Giacomo Spiritello era un po' squattrinato, non aveva soldi a sufficienza e cercò per lungo tempo di avere qualcuno che gli prestasse il denaro a sufficienza.
Non avendo trovato nessuno che glielo prestasse, non si fece più nulla di questa vendita. Vorrei citare una cosa che mi è piaciuta personalmente, e è la risposta che Rambaldo di Collalto diede a Giacomo Spiritello quando questi gli chiese dei soldi, e minacciandolo anche probabilmente. Traduco dal latino. Rambaldo di Collalto rispose: impara, Giacomo, quello che ha imparato il corvo quando aspirò a diventare un pavone. Non scordarti che costa molto indossare la pelle degli uomini illustri. Io temerò le tue minacce solo quando tu, Giacomo, e i tuoi discendenti avrete posseduto il castello di Costa tanto quanto io e i miei avi possediamo quello di Collalto. Quindi si vede qui anche una certa fiera arroganza di chi sa quali sono le proprie radici e il proprio sangue. E a Leopoldo d'Austria, tutto sommato, insomma, gli andò anche abbastanza bene, perché nel 1383 riuscì a vendere la Valmareno insieme a Treviso, Feltre e Belluno a Francesco da Carrara per 100.000 ducati, il quale diventerà poi il giurisdicente fino al 1389. 1389, e questo anno qui è interessante per il riassetto amministrativo non solo della Valmareno, anche perché nel 1389 avremo riassetti amministrativi importanti nelle podesterie di Motta, di Porto Buffolè, e è una cosa che nel mio piccolo secondo me bisognerebbe anche studiare, perché potrebbero esserci risultati anche interessanti. Nel 1389, il 15 gennaio, il Senato dispone un riassetto amministrativo della regione. Abbiamo che la villa di Tovena e un'altra villa di cui non si fa il nome viene aggregata alla podesteria di Serravalle, così come, questo è importante, alla Valmareno sono state date Solighetto e Farrò, la Gasteria di Solighetto e Farrò, che sono rispettivamente la numero 11 e la numero 9. Sono queste due regioni piccole, qui dopo le vediamo. Quindi anche qui si può vedere come comunque l'ingerenza del podestà seravallese fosse anche non voluta, fosse comunque Serravalle fosse un centro di riferimento per la nostra zona. Non è un caso che poi durante il governo austriaco la Valmareno rientrasse nel distretto di Serravalle. I valmarenesi non gradivano molto questa aggregazione e usando un metodo coercitivo, visto che erano anche organizzati sotto una forma statutaria, quindi è importante, avevano una coscienza di comunità forte, rifiutarono di pagare gli affitti dei possedimenti dati in locazione dalla dominante. Quindi si ritennero esentati dal pagamento, creando quindi un danno notevole all'erario, e quindi costrinsero il Senato a provvedere. 2 mesi dopo, nel marzo del 1389, Tovena e l'altra villa furono ritornate, restituite alla Valmareno, mentre a Serravalle, quasi a compenso, gli furono date Farrò e Solighetto, che erano le 2 ville che erano state precedentemente date alla Valmareno. Anche qui comunque nelle intenzioni dei pregadi c'era un'intenzione tutto sommato relativamente nobile, che nelle loro idee doveva favorire l'intenso traffico dei carri che notte e giorno andavano e venivano da queste ville a Serravalle. Questo però secondo me dimostra anche in seconda battuta il fatto di come i veneziani conoscessero poco anche il territorio che amministravano. Infatti i valmarenesi, che erano del posto, dissero che siccome erano distanti 12 miglia Farrò e Solighetto da Serravalle, rinunciarono, si sentirono esentati, perché non ci riuscivano materialmente, si sentirono esentati dalle varie prestazioni forzate che il podestà di Serravalle imponeva loro. E tra l'altro quei pochi che si dedicavano sostanzialmente alle corvée che richiedeva il podestà, c'era il danno appunto di lasciare di nuovo i campi incolti e quindi di non pagare gli affitti alla signoria e quindi altro danno allo Stato. Tanto è vero che poi il 10 giugno del 1389 il Senato stabilì definitivamente che Farrò e Solighetto entrassero al buon diritto nella podesteria della Valmareno, e tali resteranno sostanzialmente fino al 1797 con la caduta della Repubblica Veneziana. Io ho concluso, se avete delle curiosità, se posso rispondervi, sono qui. Allora,
come curiosità direi che l'altra villa che viene data a Serravalle è senz'altro Gai. La villa di Gai? Primo perché fa sempre società con Tolna, Sì, e secondo per ragioni strettamente topografiche anche. Ci starebbe bene, confina con Lago, quindi. Infatti, sì. E secondo volevo dire hai fatto un bellissimo lavoro, tutta roba nuova, che cosa che non è facile sentire perché di roba usata ne conosciamo tanta, ne sentiamo tanta, ma roba nuova non è facile da tirare fuori. Bravo. Grazie. Se non ci sono altre domande, possiamo concludere la serata ringraziando il nostro oratore. Ci vediamo il secondo venerdì del prossimo mese. Arrivederci.